Oltre 120 studenti e studentesse hanno affollato giovedì 22 maggio la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Verona in occasione della cerimonia conclusiva della quinta edizione del Premio Innovazione, l'evento annuale dedicato al mondo della scuola e della formazione promosso da Associazione Verona Network con il patrocinio di Fondazione Cari Verona. 20 progetti coinvolti e provenienti da scuole superiori, ITS, start-up e percorsi di formazione post-diploma del territorio, con l'obiettivo di valorizzare l'ingegno, la creatività e la capacità progettuale delle nuove generazioni. Sicuramente l'innovazione è una delle parole chiave della nostra programmazione, ma lo sono anche i giovani, quindi la fusione delle due cose è per noi rilevante. Abbiamo appena condotto una serie di studi, futuro qui, nel senso che il futuro si crea oggi, e abbiamo trovato delle piste di lavoro interessanti con cui lavorare con i ragazzi, con la loro capacità di immaginare anche delle traiettorie diverse rispetto a quelli più maturi, più grandi, e devo dire che ci stanno dando soddisfazione, ma soprattutto siamo molto motivati nel proseguire questo percorso. Peraltro è un impegno che Fondazione Cari Verona porta avanti da parecchio tempo, la possibilità di emancipare i ragazzi dandogli formazione, ma anche e soprattutto dei contesti in cui potersi esprimere, poter esprimere il loro potenziale. Quindi vediamo con favore questi premi, che peraltro mettono anche in risalto delle eccellenze, delle esperienze, e soprattutto motivano anche i ragazzi. Siamo felici di essere oggi qui presenti. 3 i premi consegnati con altrettante menzioni speciali: il premio Scuole Superiori, il premio ITS Startup e il premio Formazione Post Diploma. Ecco, noi siamo molto felici perché abbiamo investito molto in questo progetto, abbiamo messo in gioco anche le nostre passioni e insomma siamo stati protagonisti di questo progetto che ci è stato riconosciuto anche, quindi siamo tutti felici. Sì. Assolutamente sì. Siamo contentissimi di essere stati menzionati perché fin da subito ci siamo affezionati in particolar modo al nostro progetto, perché ci sentiamo toccati direttamente da quello che è diventato il nostro prodotto. Quello che ci teniamo a far sapere, a trasmettere a tutti gli studenti è di saper differenziare l'importanza tra andamento scolastico e quello che sono le nostre emozioni, e saper bilanciare quindi tra quello che sono il nostro io e i nostri impegni. E che quindi siamo sempre ascoltati, bisogna sempre riuscire a capire le nostre emozioni per poi riuscire ad affrontarle. È una grande soddisfazione per noi il fatto che sia stato apprezzato questo progetto con tutto il lavoro che ci abbiamo messo per realizzarlo. Sì, è un progetto innovativo, sostenibile, e il fatto che sia stato premiato ci dà anche la motivazione per magari svilupparlo meglio. È un modo per sapere che vale, e quindi c'è da spingere per portarlo avanti e averlo finito, che funzioni e tutto. Sì, per noi è stato un progetto molto bello, insomma ci sono stati punti difficili dove abbiamo fatto un po' di fatica, poi insomma questo non era, ci siamo un po' allontanati dal nostro settore, lui un po' meno, che magari ha fatto l'informatica, ma io soprattutto che faccio logistica, ci siamo un po' allontanati, però alla fine ce l'abbiamo fatta. È stata anche un po' un'esperienza unica, anche di formazione. Ho potuto condividerlo anche con altri soggetti, l'ho condiviso anche con i miei amici degli scout, che anche lì abbiamo trattato cose simili alla vita del carcere, quindi è stato una cosa molto utile per questo tema, e niente, sono felice di aver vinto questo premio. È una grande soddisfazione per il lavoro che abbiamo fatto, per tutte le ricerche. Anche l'impegno che ci abbiamo messo comunque, e il tempo, il periodo, cioè ci abbiamo messo tanto impegno e niente, siamo contente di aver ricevuto questo premio. C'era tanta voglia di fare e con il gruppo e tutto il resto ce l'abbiamo fatta, quindi è una grande soddisfazione. Anche per la professoressa? Direi proprio, anche perché noi sono anni che cerchiamo di costruire progetti sostenibili e soprattutto sul recupero, perché come sapete nel mondo della moda si spreca tanto e ci vogliono progetti come questi per veramente cambiare le cose per il futuro. Ma sicuramente siamo felicissimi perché comunque rappresenta un po' il risultato, la chiusura di un lungo lavoro, e quindi sicuramente siamo molto soddisfatti di questo premio, insomma, di questa menzione. Sì, anche io sono molto felice perché sì, è come un raggiungimento, insomma, un evento importante del raggiungimento dei nostri progetti, e che sia anche il via per realizzarne anche tanti altri.